Un'esperienza culturale e sensoriale a tutto tondo, quella che si preannuncia con Vino in Villa Festival, l'evento itinerante organizzato dal Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore, che si terrà quest'anno dal 14 al 17 maggio, toccando le località trevigiane di Conegliano il 14 maggio, Pieve di Soligo il 15 e Valdobbiadene il 16, con un gran finale domenica 17 maggio al Castello di San Salvatore di Susegana, dove si terrà il banco d'assaggio con 100 produttori e oltre 300 etichette dell'ultima vendemmia del Prosecco Superiore e una serie di appuntamenti culturali. L'evento per la prima volta diventerà itinerante, unendo vino, musica, filosofia e arte. Il tema sarà al di qua e al di là del limite, una sfida per questa edizione che invita a riflettere sulla natura umana. Vino in Villa, nella magia del vino, trova il suo cuore pulsante. Sarà insomma un vero e proprio simposio contemporaneo, quello che andrà in scena nelle affascinanti colline, che ora il Consorzio di tutela del Conegliano Valdobbiadene punta a far riconoscere dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità. A sottolineare l'importanza di questo appuntamento il suo inserimento nell'ambito del progetto Da Expo a Territori della Regione Veneto.